questo Paese non può permettersi di perdere un'esperienza straordinaria come questa. Lo dobbiamo in primo luogo su questa questione a quel volontario che è morto. Salvare il prezioso tesoro che si chiama protezione civile, al di là del versante da cui la si guarda, la frase rilasciata ai nostri microfoni dall'assessore Riccardi è più che mai condivisibile. Ma facciamo rewind. Ecco cosa chiedevano nell'incontro della sede udinese della regione i sindaci intervenuti da tutto il Friuli Venezia Giulia, ma in particolare dalle comunità montane, in segno di solidarietà al collega Di Preone e al capo della protezione civile dello stesso comune, rinviati a giudizio per rispondere di omicidio colposo per la morte del volontario Giuseppe De Paoli nel luglio del 2023. La magistratura ritiene che noi siamo sindaci e datori di lavori del lavoro col decreto 81, mentre i nostri coordinatori di protezione civile sono dirigenti. Noi oggi chiediamo con questo documento, come fatto a novembre del 2023, una sospensione temporanea di tutte le attività di protezione civile, a parte la formazione dei volontari. Toni pacati che si sono trasformati in frizioni dopo l'intervento in videocollegamento da Roma del capo dipartimento della protezione civile, Fabio Ciciliano, tanto da provocare l'uscita coesa dalla sala di tutti i sindaci. Dando all'interpretazione della legge, alla fine il rischio è sempre di quelli, e stiamo parlando di volontari, lo sottolineo, un sistema di volontari. E l'intervento da Roma ci ha lasciati un attimino allibiti, perché davanti a una situazione del genere sentirci richiamare alla nostra responsabilità l'ho trovato assolutamente imbarazzante. Tema che bisogna prendere in mano a livello legislativo la situazione e fare in modo che gli operatori possano lavorare tranquilli e che ogni volta non ci dobbiamo trovare nella condizione di chi è colpa di chi, come, perché tu. Ormai ci siamo ingarbugliati dopo 2 anni e questa sentenza mette tutti nelle condizioni di dire non siamo i capi espiatori di tutti. Un caso complesso, con la palla ora che passa proprio a Riccardi. In agenda l'incontro con Ciciliano e nuovi riscontri per la settimana prossima. Siciliano fa il suo lavoro e Siciliano dice: ragazzi, qua nel momento in cui c'è bisogno del sistema, il sistema ci deve essere. Il problema è del blocco, quindi della sospensione delle attività. Io domani ne parlo col dottor Ciciliano. Io sono dell'opinione che la rivendicazione del blocco dei sindaci sia una cosa condivisibile. Naturalmente c'è modo e modo di fare blocchi. Vado da Siciliano e la prossima settimana ci rivediamo tutti.